fazzi mali. È l'uni di Carrasciali, batte poi bimume da tanto non si fazzi mali. Basta solo a Innigana, azzi il cazzi un vestiretto, cantare allo Carrasciali, noi scascemmo di Salvedo. È l'uni di Carrasciali, batte poi bimume da tanto non si fazzi mali. È l'uni di Carrasciali, batte poi bimume da tanto non si fazzi mali. E potevamo farci mancare il carnevale estivo di Badesi? No, assolutamente. Il mio consueto e caloroso ben trovati a tutti gli amici di Radio Telegallura. Siamo qui oggi 13 agosto a Badesi, sono le 21:45 e tra un pochino vedremo la sfilata dei carri allegorici che il comune di Badesi ogni anno offre ai turisti locali. Adesso alle mie spalle vediamo dei gazebo organizzati, preparati dal comitato organizzatore, dove ci sono panini, salsiccia, birra e quant'altro. Avete visto adesso in apertura proprio un bel colpo d'occhio su delle bancarelle, molta gente, molti turisti, ma vedremo ancora, Piero De Peru e io vi documenteremo ancora ulteriormente su questo carnevale. Rimanete con noi, non abbandonateci. È l'uni di Carrasciali, batte poi bimume da tanto non si fazzi mali. È l'uni di Carrasciali, batte poi. Iniziamo già. Cosa siete mascherati? M&M's. M&M's. Caramella. Quindi siete saporiti, siete da mangiare. Alla grande. Di più. Li assaggiamo. Aspetta, se fossi stata bionda con gli occhi azzurri magari. Magari bionda con gli occhi azzurri. Gli occhi azzurri ce l'ho, ma. Gli occhi azzurri ce l'ho, ma non sono bionda. No, credo sono maschietto anch'io. Ecco un'altra, vieni. Vieni. Come ti chiami? Fabio. Allora Fabio, anche lui fa parte del carro, poi lo vediamo. Sì, poi lo vedete. Sì. No, ma non si fanno assaggiare loro. No. Abbiamo un bel carro, un bel carnevale, vedrete la sfilata quanto siamo belli. Allora, senza modestia siamo i più belli della zona. Dopo 28 edizioni, tu guarda. 28 edizioni del carnevale. Allora, se il buongiorno si vede al mattino già si preannuncia un bel carnevale. Sì, una bella sera. Bene, ma qua cosa ci fate? Il carro è dall'altra parte del paese. Adesso ci beviamo una birretta e poi andiamo. Ecco, poi ci vedrai sfilare. Bene, e allora appuntamento a dopo. È l'uni di Carrasciali, batte poi bimume da tanto non si fazzi mali. Aio, finiti fin da badà. Aio che è l'uni. Ma chi devi picchiare con quella clava? A chi devo picchiare? Chi devi picchiare? Una donna! Perché? Perché mi ha lasciato il perizoma! Notare per il gioma. Guarda qua, mi ha lasciato, la devo picchiare! Ma te l'ha lasciato, quindi qualcosa c'hai? Sì, ma è un reato lasciare il perizoma a un uomo! È l'uni di Carrasciali, batte poi bimume da tanto non si fazzi mali. È l'uni di Carrasciali, batte poi bimume da tanto non si fazzi mali. Basta solo a Innigana, azzi il cazzi un vestiretto, cantare allo Carrasciali, noi scascemmo di Salvedo. È l'uni di Carrasciali, batte poi bimume da tanto non si fazzi mali. È l'uni di Carrasciali, batte poi bimume da tanto non si fazzi mali. Quando passano i carri, tutti verdi e tutti insesi, canto è bello chi sto loco, canto è bello sta in Badesi. È l'uni di Carrasciali, battemo e bimume da tanto non si fazzi mali. È l'uni di Carrasciali, battemo e bimume da tanto non si fazzi mali. Aio, finiti fin da badà, aio che è l'uni di Carrasciali, battemo e bimume da tanto non si fazzi mali. È l'uni
è l'uni di Carrasciali, da tempo e bimumeda, tanto non si pazzi mali. È l'uni di Carrasciali, da tempo e bimumeda, tanto non si pazzi mali. È l'uni di Carrasciali, da tempo e bimumeda, tanto non si pazzi mali. Dietro queste maschere, ma si potrà mai vedere un viso? Non si può vedere. Manca un ginocchio, chi era un ginocchio il viso? Non si può vedere, non ce lo fanno vedere. Il che non tagato, un di sei la me veda, un lampo e una ciglia, l'ugore e l'umeo, cose vedi la me stella, foglia tretti, i so capati e so capati e so capati mi manca la lei, si penso a chi sti cose, no è vero, la me rosa, dici chi fa. Due viaggiatori del tempo, dove partite? No, da Calangiano Sabadesi. Dove stai andando? Ah, sei già in ritardo, stai prendendo il treno? Sì, da Calangiano Sabadesi. Da Calangiano Sabadesi con furore, in treno. Famiglia Cudera. Nota, hai più? Fai vedere il biglietto. Ah, ecco, proprio il treno. Bene, bene, grazie. Grazie a voi. È un po' inquietante. Sono qui. Che fai? Sono circondato da corna, piccole, grandi, di tutte le misure. Una... Che hai in mano? Questo è un forcone, un elemento della nostra maschera, assieme al costume rituale che è composto da mastruche di pelle di capra, ossa sulla schiena, pelli di riccio sulle spalle, una cintura fatta con pelle di serpenti intrecciate. Sono maschere rituali a valenza dionisiaca. Quindi effettivamente inquietante. Questo è il corno? Suona? Cosa stiamo chiamando? Con questo diamo gli ordini per fare la coreografia attorno al fuoco, il rituale attorno al fuoco. Ecco, allora posso tranquillizzare i nostri telespettatori, non arrivano adesso bestie, animali, non arriva niente, solo fa parte di una coreografia. Ci rivediamo dopo, grazie. Grazie. Fermati. Sì. Cosa hai in testa? Abbastanza un po' di corna perché Come abbastanza? Perché mio fidanzato se n'è andato con un'altra. A Carnevale. Sì, proprio a Carnevale me l'ha detto e quindi allora ho messo le corna. E tu? Sì, ho pensato bene. E lei adesso si rifà, vediamo. Di trovarle. No, io sono amico del fidanzato, quindi. Amico del fidanzato. Ci crediamo pure. È per non dare adito a interpretazioni Sbagliate. Spalla contro spalla? Sì. Ma ascolta, mettigliela la mano sulla spalla. Ma Va bene. Ok. a Carnevale quasi tutto è concesso. È arrivato il fidanzato! Eccolo qua! Però le corre anche lui, come si spiega? È Radio Gallura. No, questa non me la contate giusta allora. No, è arrivato, vabbè, se era impegnato adesso è arrivato e quindi però ce le ha anche lui le corna, hai visto? Secondo me ci stava prendendo in giro. Sì. Sicuramente. Tu sei il fidanzato? Sì, così sembra. Tu pensa che poco fa ci ha detto, quando tu non c'eri, che eri andato con un'altra da un'altra parte. È vero, è vero. Però anche lei è andata là. Sì. Siamo pari così. È il carro dei cornuti questo. Per favore, andate via. Via, fuori. Andate via.
Piero. Ma si stanno facendo fuori tutto, Cioè era una vecchia rivista che andava, insomma. Ha fatto la battuta. Dai, no, scherzo. Allora, cosa abbiamo qui? Allora, se vuole usufruire, insomma. Le uova sode. Le uova sode. Formaggio. Le penette nostrane. Salame. Allora, insomma, un po' di sopravvivenza, visto che. Cioè, nella preistoria non ci facciamo mancare niente. Assolutamente no. Scusa, mi dici il nome del tuo dentista? Il mio dentista è Oggiano. Mamma mia, noi non ci assumiamo responsabilità. No, assolutamente no. Quindi noi abbiamo il dente più grande che... Stendiamo un velo pietoso su questa cosa. Sicuramente. Forza, via! Se io arrivo con questo in mano, hai paura di me? No. Neanche se faccio così? No. Perché? Perché non ho paura di nessuno. Non ha paura di nessuno. Come ti chiami? Gianna. Gianna non ha paura di nessuno. Neanche di Piero. Gira e anche la classe politica interviene nel carnevale. Beh, a una sfilata possiamo farla anche noi, è talmente bella la sfilata dei badesi che invoglia anche noi a partecipare. Ecco il politico che emerge, lui è il vice sindaco del comune dei badesi. Ecco, però qui cosa ha in testa? Niente, siamo vichinghi, in questo momento siamo vichinghi. Sono dei vichinghi che stanno dietro a una discoteca ambulante. Sì, beh, la musica è la caratteristica di tutte le maschere. Diciamo. La sua signora? Sì. Solo per stanotte. Allora, vice sindaco, la signora. Datevi un bacino. No. Grazie. E sabato è comprita un'altra ghita, una ghita lunga e stracca di trabalho. Baba mi sciucco e cambi d'età, ed esco con un amico a farmi un bacio. Mi cambi e mi voglio tutto vedo, vai che a tutti i canti deco piacere. Mi sento in forma splendida l'umedo, e tu di avemina mi devi di sì. Io so cuscendi a fra un'ora vatti a cantare, che andremo a dirti come macchi. Stasera s'anda a badare e fanno sciubida, si torna a casa solo stati e stracchi. Si poni menti a me stasera ci andave, poi chi me tu di noi non ci n'è. La che mi va non ti deve ingugnare, e vita lui avremo a parlare. Chi stai salutando? Ma chi stai salutando? Gli amici! Guarda lì però, non guardare me. Okay. Guarda lì. Chi sei? Sonia. Cosa fai qui? Sono venuta al carnevale di Badesi. Ma ti stai divertendo? Sì, certo. Perché non sei insieme ai carri? Perché non sono di qua. Secondo me ci sta prendendo in giro. Sì, può darsi. Ma può darsi sì o no? Ferma lì, dove Sì, sei no, andando? no, sono qua. Ferma che ci fuori all'inquadratura. Vabbè, non fa niente. Cosa stavi dicendo? Che è un bel carnevale, vengo ogni anno. Sì. Siamo contenti. Sì, va bene, anche io. No,
anni sciubita, si torna a casa solo, stati ai tracchi, si pone i metti a me, stasera ci andave, poi chi metto di noi non ci n'è, la camiva, tutti dei vai cugna, e in vita tu già bevi una bada. Mi cambi e mi voglio tutto vedo, fai che a tutti i canti de piaci, mi sento in forma splendida lumedo, e tu già femmina, vide di sì, io so cuscendi a Bavra un'ora vatti a cantare, che andiamo a dietici come macchi, stasera è salutata. Cosa? Mi stai salutando? I nostri genitori che sono a Orroli. Ciao mamma. Ciao mamma. Ciao Betty! Ciao Betty! Infiltrata. No, sono con loro, stiamo tutti insieme. Non è sporca? No, un pochino. Sono quei personaggi enigmatici che hanno sporcato. Sì, molto simpatici però. Scusi lei, perché si gira dall'altra parte? Sto guardando il carri. Lo conosciamo. Vero? Come sembra la cosa? Bene? Bene. Siamo contenti. Ma noi speravamo di vedere... Abbiamo visto il vice sindaco. C'è il vice sindaco! Speravamo di vedere anche il sindaco in mezzo alla... No, beh, qualcuno deve rimanere in forma, non sa mai. per rimettere ordine. Il driver che guida deve rimanere sano, no? Va bene. Sì. Fortuna che abbiamo il sindaco che rimane. Bene, dobbiamo cercare di tenere una bella di saggezza. Sì. Speriamo che continui a crescere, ogni anno ci troviamo ad ospitare tanta gente e siamo molto felici. Questo evento insomma ormai è istituzionalizzato ma è sempre in crescita, quindi cerchiamo di fare ancora meglio. Va bene, grazie. Ci vediamo, grazie a voi. Come si chiama la bambina? Diglielo, come ti chiami? Sofia. Sofia. E la mamma? Lucia. Lucia è di? Badesi. Di Badesi. Dai, non mi intervistare. Lassa e piglia la barca non mazzua lasciala sta scurritizi campani le mani non l'hai compreso ancora non toccare mi che brucia meglio Anna chi metto candy l'aiutito si può pagare vinne una taglia e figliolendi oh e carrasciali cosa vioiva a tazza in mano non figo nulla aio Giovanna che andiamo a va a che stasera soga una bulla e già la sai non vi la posso fa oh dimmi aio Giovanna oh Giovanna dimmi aio Giovanna pongo fatto a te dimmi aio Giovanna Giovanna, io chi voglio solo a te. Sì, ma la sfilata è già incominciata. Taglio di tu si poi vada. A me la gana me già passata. Oh, e carrasciali cosa vioiva? E cioè? Peace and love. Pace? E amore. Sempre. Sempre, a Badesi soprattutto. A Varese, perché lei è di? Varese, Lombardia. Ma quindi anche a Varese? Varese si sta peggio, qua si sta meglio. Non c'è pace, non c'è amore a Varese? C'è pace, non c'è pace soprattutto. Qui a Varese c'è pace e amore. A Badesi sempre, sì. Venite a Badesi che c'è pace e amore. A Varese. Aio Giovanna, brinca! Non mazzua, ven a badaio, dai! Salta però, io! La mia Giovanna che battezzi! Oh, di guaio,
Giovanna, Giovanna di guaio, Giovanna poni fatto a me, di guaio, Giovanna, Giovanna, aio tu poni fatto a me, di guaio, Giovanna, Giovanna di guaio, Giovanna poni fatto a me, di guaio, Giovanna, Giovanna, aio tu poni fatto a me. Dai! Salutate qualcuno. Salutate qualcuno. Salutate. Ciao Luca. Ciao Gavino, molto bene. Ciao Luca, ciao Gavino. Lui è Luca e io sono Gavino. Perché vi siete salutati tra di voi? A Vicenza, a Vicenza. Allora, guardatevi in faccia. Ciao Luca. Ciao Gavino. Mi ha detto di Roccagoli.